Pensierino della sera numero 2. Innanzitutto vi ringrazio perché ieri sera avete seguito il mio primo pensierino della sera in tantissimi. Oggi vi parlo di un avvenimento che secondo me è stato straordinario. Conoscendo il mio paese, io sono di Taglio di Po, a Taglio di Po si vota. Oggi era giorno di mercato, 2 giugno, festa della Repubblica, c'erano i 4 gazebo dei candidati sindaci con le loro fazioni eccetera e sono riuscito, mi prendo veramente il merito, di farli parlare e fare una fotografia ecumenica assieme. È un momento particolare, è solo un fuoco di paglia, poi cominceranno ancora le tensioni, le cattiverie, i veleni eccetera. In ogni caso ci siamo riusciti. Cos'è l'auspicio? L'auspicio sarebbe che in paesi piccoli come i nostri, 8.000-10.000 abitanti, non ci fossero questi attriti, queste fazioni, questi veleni che possono solamente turbare la vita di una comunità. È un auspicio che chiunque possa vincere e, come sempre si dice, vinca il migliore, riesca a ottenere quell'armonia che ci deve essere in un paese come il nostro. Il nostro è stato un paese grandissimo e posso assicurare che non ho più 20 anni che era grande quando appunto questi veleni e queste fazioni non erano così accese. Mangiatevi, come dico spesso, un po' di giga e guardate il video che c'è subito dopo di me. Ciao ciao!